Buonasera a tutti. Candidati regionali. Ciao, tu sei candidata? Allora voglio un bacio. Ma tornava Boscagli. C'è anche Boscagli. Boscagli, Boscagli, gli ho dato la mano. è sufficiente. Questo rush finale di campagna elettorale ci debba e ci sta trovando pronti, perché finalmente, spero che da oggi, da domani, sicuramente da sabato, si possa ritornare o cominciare a fare politica sui contenuti, sui progetti, sui programmi, sulle cose che interessano alla gente. Noi abbiamo fatto 15 giorni di campagna elettorale in cui si è parlato di tutto tranne che delle cose che bisogna fare, della politica del fare, che è quella che noi vorremmo che anche i governatori delle regioni, anche i consiglieri regionali, anche i candidati sindaci possano realizzare in sintonia con il governo Berlusconi, col governo del fare. Ma c'è stato, se ci fosse stato una specie di desiderio represso dei vari Bersani, Di Pietro e compagnia, sarebbe stato sicuramente c'è stato questo desiderio, quello di non fare campagna elettorale sulle cose, ma di parlare di altro. E d'altronde la sinistra ha sempre dimostrato, da anni ormai, che sa benissimo, di sapere benissimo, che non è in grado di vincere sul terreno del confronto politico elettorale costruttivo. Ci hanno provato da sempre con le scorciatoie, ma noi sabato saremo a Roma con tutti i 13 candidati a parlare degli impegni che prendiamo verso gli italiani. Lo slogan parla del loro odio e del nostro amore per la politica con la P maiuscola, e del nostro amore per la nostra comunità nazionale, del nostro amore, ce lo aggiungo io, ma c'è, credo nel pensiero di tutti, per l'Italia, se volete, per la patria. A me è una parola che riempie di orgoglio, no? E credo di dover concludere ancora una volta con la certezza che da Lecco arriverà un buon risultato per Formigoni, per i candidati. E lo va a fare l'assessore, poi decidono di fare, quindi tu corri che 2 da Lecco possano uscire, speriamo bene. Io sono certo che la Lombardia sarà ancora la locomotiva d'Italia, sono certo che sapremo essere il punto di riferimento, grazie a Roberto Formigoni, di tutto il popolo della libertà. Vedete, io vengo dalla Puglia, ve l'ho detto prima, lì io ho detto una delle cose che mi pesa di più, che mi inorgoglisce come politicamente ormai milanese di adozione, ma che mi fa anche tanta tristezza, vedere tanti meridionali, tanti pugliesi, tanti siciliani, tanti campani, che già magari hanno il peso di una malattia in famiglia, dover venire nei nostri ospedali, nelle nostre strutture, lasciando le loro case, le loro abitudini, le loro famiglie, perché lì la sanità, a differenza di quello che avviene in Lombardia, costa molto di più e rende molto ma molto di meno. Sono loro che devono prendere esempio dalla Lombardia, siamo noi ad avere l'orgoglio di dire siamo un modello da imitare, grazie alla giunta di Roberto Formigoni, che sarà trionfalmente rieletto.